Assessore Bortoletto, qual è il significato della presenza istituzionale ad un evento come questo? Allora, l'obiettivo di questo incontro, apprezzato, avevamo l'auditorium pieno, il primo obiettivo è quello di far conoscere l'autismo e condividendo la nostra quotidianità, sostenendoci reciprocamente con famiglie, con istituzioni, perché appunto è sconosciuto. Abbiamo visto che ci sono vari gradi di livello e l'altro obiettivo è quello di favorire una promozione di inclusione attiva, che è una responsabilità di tutti, di tutta la comunità. E abbiamo visto ascoltato bellissime relazioni dove appunto ci hanno illustrato che ci sono diversi livelli di gravità dell'autismo e che ora si può facilmente diagnosticare quando i bambini sono piccoli. L'importante è che ci sia una rete di sostegno delle giovani coppie, delle giovani famiglie, perché è importantissimo questo. E favorire anche l'istruzione scolastica. Abbiamo ascoltato anche dei ragazzi che alle spalle hanno avuto una bella famiglia e che sono sostenuti dalle istituzioni, che è di fondamentale importanza. Io credo poi che la giunta di valore sia rappresentato dalle cooperative, e ne conosco diverse del territorio, che favoriscono e fanno proprio promozione di inclusione attiva, perché a questi ragazzi è permesso di lavorare, di sentirsi parte della società, e questo è fantastico, è di fondamentale importanza.